Gli ultimi istanti prima della tragedia, Davide Rebellin sopraggiunge dalla destra e davanti all'auto articolato ben visibile dalla cabina del guidatore. Questa è la ricostruzione 3D della dinamica dell'incidente in cui il 30 novembre a Montebello Vicentino, durante un allenamento, il ciclista di Lonigo di fama mondiale perse la vita, travolto e ucciso da un auto articolato. Nei giorni scorsi la polizia tedesca ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di Wolfgang Rieck, l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito e non prestato il soccorso a Rebellin, scappando in Germania dopo l'incidente. L'uomo è ora in stato di arresto provvisorio nel carcere di Münster. Entro 60 giorni l'autorità tedesca dovrà adottare la decisione finale se consegnare o meno il camionista alla giustizia italiana. Un primo e decisivo passo per la verità e la giustizia per Davide, il commento del fratello Carlo, che accoglie con favore la comunicazione della procura non solo per l'arresto del camionista, ma anche per le conclusioni sulla dinamica del sinistro, come spiega il legale della famiglia. Vengono confermate sostanzialmente quelle che sono state le nostre impressioni iniziali, cioè circa una responsabilità del camionista e circa un'assenza di corresponsabilità da parte di Davide, che è sempre stato un ciclista estremamente prudente e rispettoso del codice della strada. 7 mesi di indagine con il supporto dei carabinieri di Vicenza, un sopralluogo dove il tir era custodito, la motrice nel frattempo sganciata dal rimorchio dello schianto. La consulenza ha fatto emergere che erano presenti deformazioni nelle plastiche compatibili con l'urto della bici e del corpo di Rebellin. In più l'auto articolato era stato lavato con un detergente ad alta concentrazione acida. La consulenza tecnica aveva accertato che il conducente aveva a disposizione una visibilità diretta e indiretta che consentiva di percepire in maniera adeguata la presenza del ciclista sulla carreggiata. Nell'ordinanza del GIP si legge che il decesso di Rebellin è da imputare ad una serie di violazioni di norme stradali da parte del camionista.